appuntamenti in agenda per giovedì 26 giugno. L'Archivio di Stato di Imperia aderisce alla 31esima edizione della Festa della Musica con l'evento Ritmi e Canzoni, esposizione documentaria sul mondo dell'editoria musicale visitabile fino al 31 luglio. L'archivio è aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 15, martedì e giovedì dalle 8 alle 16:30. Progetto Orto League è il titolo del convegno che verrà ospitato nella Villa Spinola Grimaldi di Lavagna. Dalle 10 alle 13 vari relatori terranno interventi sul tema della tutela e conservazione della biodiversità ortiva nel Levante Ligure. A Casarza Ligure proseguono gli eventi collaterali del premio e festival letterario Umberto Fracchia. Alle 18 nell'auditorium di Villa Sottanis si terrà l'incontro Quando la lettura è condivisa con Francesca Crescentini, alias Tegamini. A seguire alle 19 la presentazione del libro Anime Fragili con l'autore Matteo Saudino, conosciuto sul web come Barba Sofia. Infine alle 21 Giancarlo De Cataldo presenterà il suo libro Un cadavere in cucina. Nell'ambito della festa patronale di San Pietro, alle 21 la chiesa di San Pietro in San Pier di Canne ospita Lectio Pietri, momento di ascolto e adorazione. La riflessione sulla figura di Pietro è a cura di Don Paolo Bacigalupo. Alle 21 nei giardini pubblici di Via Piani a Carasco va in scena la commedia di Camillo Vittici, L'aereo più sfigato del mondo, con gli attori della compagnia Teatro Oltre. Il Giardino dei Lettori della Società Economica di Chiavari ospita alle 21:30 l'esperienza visiva emozionale dal titolo Andata e ritorno. La mostra fotografica racconta l'esperienza vissuta in Argentina da Lia Gnecco, Alessandra Cereghino e Carla Torre, con la voce di Serena Portacci come guida emotiva.